Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Screenshot. Oggi, il 27 gennaio, il giorno della memoria, si ricordano gli orrori della tragedia dell'Olocausto, i mali perpetrati dal nazifascismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un messaggio da ricordare tutti gli anni, non è una cerimonia, è un momento di riflessione. Noi siamo all'interno della sede dell'ANE, dell'Associazione Nazionale degli Ex Deportati di Pordenone, in compagnia di Paolo Brieda, che è un componente appunto dell'ANE pordenonese, e proprio questo è un luogo simbolo, lo abbiamo scelto anche quest'anno per testimoniare insomma quelli che sono stati gli orrori che si sono visti anche qui dentro. In che luogo ci troviamo, Brieda? Ci troviamo nel luogo della memoria della destra tagliamento, qui a Pordenone, alle casermette di via Molinari. Le casermette di via Molinari, nel periodo che va dal 1944 al 1945, dall'ottobre del 1944 all'aprile del 1945, sono stato un luogo di torture, arresti e deportazioni della popolazione della destra tagliamento. Qui hanno operato il 4° battaglione fascisti friulani e praticamente hanno perpetrato ai danni della popolazione rappresaglie, arresti, che ne hanno portati molti qui nelle casermette, e qui ci troviamo nelle celle delle casermette, già luogo della memoria e sede dell'ANET, sezione di Pordenone. Questo luogo qua è un luogo simbolo per la destra tagliamento, perché in questo periodo storico qui, come nella caserma Piave di Palmanova, come nella risiera di San Sabba, si sono svolti questi fatti cruenti. Qui l'ANED ha la sua sede nelle celle. L'ANED si è proposta in questi anni di ospitare qui le scuole, proporre incontri scolastici con materiale unico, originale, sulla deportazione, sulla resistenza, con la partecipazione anche dell'ANPI, e ultimamente anche con la Croce Rossa Italiana, di cui abbiamo avuto dalla sezione di Pordenone dei materiali unici, materiali importantissimi, di cui abbiamo una buona collaborazione con la Croce Rossa e con il suo archivio, e che qui esponiamo e riguardano la deportazione nella destra tagliamento. Questo è un luogo, anche lo ricordiamo, naturalmente la tragedia del popolo ebraico, però tante deportazioni sono avvenute anche di persone normali dei nostri territori, della nostra regione, che perché erano dissidenti politici o per altri motivi. Ecco, voi avete raccolto tante di queste storie, alcune di queste veramente tragiche. Sì, abbiamo molte testimonianze proprio di deportati politici, effettivamente erano definiti deportati politici ed erano dei civili non collaborazionisti. Fra le tante testimonianze olografe abbiamo quella di Barzotto, di Bruno Barzotto, una testimonianza scritta di suo pugno nel 1946, prima di morire, di cui la famiglia ci ha fatto dono per il nostro archivio. È una testimonianza importante perché Barzotto effettivamente in questa testimonianza parla di ciò che è avvenuto in prigionia a Dachau. Queste testimonianze devono essere assolutamente raccolte. ANED di Pordenone sta facendo un archivio importante e lavorerà su un progetto sia come biblioteca che come archivio storico. Come biblioteca abbiamo un lavoro importante, un progetto importante sugli audiolibri che andiamo a svolgere adesso nel corso del tempo, anche accumulando materiale nel corso di questo progetto qua, molto importante. E di questo parleremo dopo nel dettaglio, anche tanti filmati, tanti video realizzati anche con i testimoni, alcuni dei quali, Eliseo Moro, che è il presidente dell'ANEL per esempio, che continua a testimoniare quello che è stato quell'orrore, e voi li avete raccolti anche in tanti DVD. Esatto, è stato fatto un progetto negli anni precedenti e ci sono state raccolte diverse testimonianze proprio dai testimoni, sono stati riportati in DVD e sono trasmessi alla didattica, alle scolaresche. È già un progetto pilota che noi mandiamo avanti da 5 anni qui alle casermette, con proiezioni, con visite guidate alla città nei luoghi della memoria, e ci proponiamo anche in seguito, con la messa in sicurezza del sito delle casermette, di proporre ancora in modo più marcato
questo contatto con le scuole, con un altro luogo della memoria sempre qui alle Casermette, di cui abbiamo discusso con le autorità comunali, verrà fatto il luogo della memoria, che è la Sala delle Colonne, la Sala delle Torture, dove adesso già noi portiamo gli studenti, proiettiamo documentari e proiettiamo soprattutto testimonianze di persone passate per le casermette, per le celle, per il luogo della tortura e poi deportate nei campi di concentramento. Testimonianze molto importanti. Eh sì, come testimonianze molto importanti sono arrivate oggi un po' da tutta la regione, sono state fatte tante iniziative, noi in questo servizio vediamo anche quello che è stato fatto qui a Pordenone, la consueta cerimonia e poi le iniziative anche a ricordo che hanno coinvolto anche gli studenti, vediamo. Giornata della memoria a Pordenone, tante le ricorrenze in tutta la regione, anche qui insomma la commemorazione. Eliseo Moro, ex deportato a Dachau, ogni anno presidente dell'ANED, pronto a testimoniare quello che è stato quell'orrore, un messaggio sempre per i giovani. Beh, oggi è stata una bella giornata, tanta gente che sono venuti a rispettare i milioni di morti di tutte le nazioni europee e c'erano anche diversi ragazzi che non sempre sono qui a commemorare assieme a noi. Oggi ce n'erano una ventina di giovani e sono contento che siano venuti perché vuol dire che qualcosa entra in qualche posto. Qual è l'insegnamento più grande che si può continuare a tramandare in questa giornata? E che questo è veramente che devono la parola, il ricordo, che sia nella testa, non sempre diciamo, ma un po' ogni tanto, che entri e che esca fuori con parole buone. Questo è il nostro impegno per quei 4 giorni che ci rimangono. Il suo ricordo purtroppo di quei giorni tristi, bui, dolorosi, in quell'inferno che ha vissuto? La fame, il freddo, e ci mettevano nudi a ammazzare pidocchi. Quello era il momento più brutto della giornata che avevamo nel campo. Cos'è che vi ha dato la forza di uscire da lì? La speranza di tornare a casa. Quella era il pensiero non mio solo, di tutti quelli che erano dentro nei campi. Tornare a casa, vedere la propria casa. Più di tutto si pensava a riposare, dormire, distendersi, riposare, tanto sonno. A oltre 70 anni ci si è riusciti a dare una spiegazione di quello che è successo o è imperdonabile comunque, nonostante il passare del tempo? Vedi che è qui di nuovo, in giro dappertutto, gira l'Europa dappertutto, si battono, si pestano. Non crede che insomma, questo insegnamento sia stato assorbito in pieno ancora dal mondo? Speriamo, ma dubito, visto quello che succede in giro. Oggi, a distanza di tanti anni, il popolo ebraico come rivive tutto quanto è successo e come lo riesce a testimoniare ancora? In Israele la Shoah viene celebrata chiaramente perché è la cosa che riguarda tutto il popolo molto da vicino. C'è una sirena che viene, si sente il suono della sirena che dura 1 minuto, che attraversa tutto il paese, tutto si ferma per 1 minuto in meditazione e si chiama Yom HaShoah ve'Gevurah, perché è importante. Yom HaShoah, giorno della Shoah e dell'eroismo Gevurah, perché gli ebrei non sono stati solo liberati da 27 gennaio ad Auschwitz dall'armata russa o dagli alleati, ma hanno anche combattuto con la brigata ebraica, hanno combattuto il nazifascismo, si sono ribellati. Hanno fatto la rivolta del ghetto di Varsavia, il Sonderkommando, quindi insomma è un momento di riscatto. Israele rappresenta questo. Sindaco, oggi insomma una cerimonia importante, questo ricordo insomma doveroso per tramandare anche e soprattutto ai giovani, ecco quanto accaduto. Ma noi abbiamo sottolineato una cosa: il rischio concreto e reale non è quello legato a sparuti marginalissimi gruppi di nostalgici, ma è legato all'oblio, cioè il rischio di dimenticare e di ricordare solamente in questa giornata.
In realtà studiare la storia significa tramandare principi e valori che sono incardinati nella nostra Costituzione, nel nostro diritto, e ricordarci che purtroppo oggi la minaccia ha assunto un volto diverso, che però, ripeto, non è il volto di qualche estremista, ma è il volto di interi stati, di nazioni, di terroristi, con la loro capacità di fascinazione, soprattutto su frange magari di popolazioni più deboli dal punto di vista culturale. Ecco, dobbiamo fare in modo che esista una cortina culturale, una cortina ideale che consente di dire che davvero ciò non potrà mai più capitare. Ma purtroppo i venti di guerra, gli attentati terroristici, la posizione di alcuni stati, soprattutto a livello diciamo, del Medio Oriente, fa temere che questi venti siano ancora tutt'altro che scomparsi. Ecco, questa era la testimonianza di una delle tante cerimonie che si sono svolte oggi sul territorio regionale. E Brieda, il messaggio da dare, insomma, sembra scontato, però è bene continuare a ribadirlo. Questa giornata naturalmente nasce per questo, perché è un messaggio da continuare a dare perché queste cose non accadano più. Esatto, la giornata della memoria è una giornata molto importante, è una giornata in cui non si deve dimenticare la storia, ciò che è stato in Europa 70 anni fa, l'Olocausto, lo sterminio. Sono momenti storici in cui non si deve dimenticare affinché la storia non si ripeta. Grazie allora a Paolo Brieda, ci fermiamo per la pubblicità, poi ritorniamo qui a parlare con un altro ospite, sempre dalla sede dell'ANED di Pordenone. A tra poco. Seconda parte di Screenshot, ancora per parlare del 27 gennaio, oggi la giornata della memoria. Siamo nella sede dell'ANED di Pordenone in compagnia di Patrizia Del Col. Prima insomma abbiamo raccontato questo luogo, queste casermette, luogo anche di tortura qui a Pordenone. Adesso entriamo nel dettaglio di quelle che sono anche le iniziative, lo accennava Brieda nella prima parte della trasmissione, questo progetto importante degli audiolibri, che è un progetto a livello nazionale curato proprio da voi. Di che cosa si tratta? Allora, questo è un progetto che viene seguito già da 2 anni, lo abbiamo avviato con Gianluigi Rellini, che è il responsabile di questo progetto particolare, e si inserisce in tutto quel lavoro che stiamo cercando come ANED di Pordenone di fare per poter conservare il più possibile e poter poi trasmettere a chi verrà dopo di noi le testimonianze e tutta la documentazione che è disponibile sulla deportazione. Il progetto audiolibri è un po' più specifico rispetto a tutto l'archivio che abbiamo raccolto in questi anni, e devo dire che onestamente lo abbiamo molto integrato negli ultimi 5 anni, ma l'archivio ANED di Pordenone ha una consistenza di 25 anni di raccolta, perché le prime testimonianze sono state raccolte da Marco Kosovic, che è un nostro socio, appunto 25 anni fa, e ha proseguito in questa attività e proseguiamo tuttora. Dicevo, il progetto audiolibri è un po' più specifico perché nasce per raccogliere e conservare, per esempio, quei piccoli testi che sono stati realizzati in pochissime copie da dei deportati che hanno voluto lasciare la loro testimonianza e hanno magari appunto realizzato un piccolo libretto stampato in poche copie per i familiari e gli amici, e che non hanno avuto quindi una diffusione perché non sono passati attraverso una casa editrice, eccetera. Quindi sono opere che rischiano veramente di andare perse. Quindi da un lato c'è questo obiettivo di conservazione, dall'altro c'è l'obiettivo di renderli fruibili e utilizzabili anche dalle persone che hanno magari delle difficoltà di lettura, perché magari sono ipovedenti o per altri motivi, e sono comunque un formato, quello degli audiolibri, che viene comunque molto utilizzato adesso anche da chiunque, perché è una possibilità di leggere, tra virgolette, quindi ascoltare un libro mentre magari ci si sta occupando di altro, insomma, diversamente da quello che è una lettura di un libro tradizionale. Sicuramente uno strumento molto utile anche per le scuole, immagino.
Certamente è uno strumento che si aggiunge a tutti quelli che abbiamo cercato di realizzare in questi anni per mettere a disposizione degli insegnanti e della didattica quanti più strumenti e materiali che possano contribuire alla conoscenza della deportazione in tutti i suoi aspetti, non solo in quelli che magari vediamo maggiormente rappresentati. Quanti saranno questi audiolibri, in che tiratura insomma riuscirete a proporli? Ma adesso abbiamo registrato già e sono disponibili sul nostro sito più di 40 titoli e ne abbiamo comunque sempre in lettura diversi, man mano che li raccogliamo anche con la collaborazione delle altre sezioni ANED sparse sul territorio oppure quelli che ci vengono segnalati e resi disponibili. Sono diversi appunto, quindi noi sinceramente non abbiamo un limite, finché ce ne sono li registriamo, li rendiamo disponibili sul sito ANED, c'è una sezione proprio dedicata a questo da cui si possono scaricare ed accedere ed è un progetto che abbiamo realizzato, che stiamo realizzando con la preziosissima collaborazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Pordenone e con le associazioni del libro parlato di Verbania e di Feltre. Testimonianze che diventano ancora più importanti perché per motivi anagrafici ovviamente anche i testimoni diretti, i superstiti di quella tragedia piano piano verranno a mancare. Certamente, difatti l'impegno che dobbiamo avere è proprio quello di conservare queste testimonianze, questi documenti che sono fondamentali e saranno appunto indispensabili nel momento in cui la preziosa testimonianza diretta non sarà più disponibile. Un altro progetto molto importante avviato qui con il Liceo Leopardi Majorana riguarda le pietre d'inciampo, ormai da qualche anno anche voi avete contribuito, è un progetto che pone appunto queste pietre d'inciampo nelle residenze dove quelle persone che sono state deportate hanno trovato la morte nei campi di concentramento, insomma vivevano o lavoravano, è un progetto veramente molto importante. Sì, questo è veramente un progetto importantissimo che sappiamo è ovviamente diffuso in tutta Italia e in tutta Europa e che stiamo seguendo già da alcuni anni grazie appunto all'iniziativa del Liceo Leopardi Majorana anche nella nostra città e nei comuni vicini. Infatti oggi sono state posate alcune pietre a Sacilia, a Maniago, anche a inizio settimana a Pordenone, lo vediamo in questo servizio, proprio le pietre posate a Torre, nel quartiere di Torre, dove insomma alcune persone sono state deportate, hanno trovato una tragica fine e i ragazzi hanno riscoperto quelle storie, vediamo. Il ricordo di chi ha perso la vita a causa della follia nazifascista si tramanda anche attraverso l'enorme progetto delle pietre d'inciampo, veri allert di vite strappate dall'Olocausto. Oggi Pordenone ha ricordato 5 vittime di quell'orrore: Arturo Biasutti, Antonio e Romeo Pilata, Annibale Toffolo e Luigi Antonio Santarossa. A ricordarne le vite spezzate, grazie a un progetto didattico, sono stati gli studenti del Liceo Leopardi Majorana. Sono 5 anni e i nostri studenti sono impegnati direttamente in prima persona allo studio e alla realizzazione di nuovi materiali per la realizzazione di queste pietre, per la costruzione e la prosecuzione di questo che ormai è una memoria, un museo alla memoria diffusa. È un pezzo di storia che non possiamo dimenticare e che bisogna sempre ricordare per non rifare lo stesso errore. Commosso il ricordo dei parenti. Sono contento di vedere tanti giovani che mantengono viva la memoria. È molto importante perché quelle brutture là non vengono più. Se non ci sono le nuove generazioni che mantengono la memoria e il ricordo, c'è il rischio che le cose si ripetano. Ecco, anche abbiamo visto come i ragazzi partecipino, si impegnino, scoprano queste storie che magari ripropongono anche le vicende di quelli che erano loro coetanei, poco più grandi di loro, ragazzi ventenni che sono partiti e hanno trovato la morte. Purtroppo è notizia di questa settimana un fatto che è avvenuto in Toscana, che ha riguardato un ragazzino che è stato insultato da altri ragazzini, da 2 ragazzine, per le sue origini ebree e apostrofato con epiteti tremendi. Ci viene da chiedersi com'è possibile, nonostante tutto il lavoro che viene fatto nelle scuole, le testimonianze, eppure accadano ancora queste cose.
Difatti ci chiediamo come mai. Noi facciamo, ma non soltanto noi ovviamente, soprattutto la scuola, gli insegnanti, cerchiamo di fare un grande lavoro di conoscenza, perché la conoscenza è indispensabile perché le persone, e i giovani soprattutto, comprendano quali sono state anche le ragioni della deportazione. Però purtroppo questo non sempre arriva. Io immagino che molte volte anche questi comportamenti di ragazzi così giovani, di queste due ragazzine, siano comportamenti piuttosto mutuati da esempi che arrivano dagli adulti, sì, magari quelli vicino a loro, oppure le cose che anche purtroppo si assorbono tramite i social network, oppure attraverso comunque tutta la comunicazione che c'è, che è disponibile. Però su questo dobbiamo insistere, sulla conoscenza, superando anche quello che è il momento iniziale molto emotivo legato alle cerimonie di questo momento, in cui è molto facile essere empaticamente, emotivamente molto vicini alle vittime, perché insomma almeno speriamo che questo sia abbastanza facile e diffuso, però poi dobbiamo arrivare al passaggio successivo di presa di coscienza e comprendere perché è capitato, perché non sono stati, cioè i campi di concentramento non è che sono nati in una notte così magicamente, sono stati costruiti su un progetto che era un progetto di annientamento. Dobbiamo ricordarci che sono stati costruiti all'inizio contro gli oppositori tedeschi, quindi proprio per punire quelli che erano gli stessi cittadini tedeschi oppositori del nazismo. E per quanto riguarda l'Italia dobbiamo sapere che c'è una persecuzione sia del popolo ebraico, che ovviamente è stato oggetto delle disposizioni delle leggi razziali del 1938, ma anche tutta quella deportazione che nel Pordenonese abbiamo conosciuto e che è quella maggiormente rappresentata, che è la deportazione politica, quindi dei partigiani, degli oppositori al regime fascista, perché non dobbiamo mai dimenticarci che questo è un elemento imprescindibile, e poi delle popolazioni di quelle persone che magari non erano necessariamente organiche al movimento partigiano, ma che in qualche modo o ritenuti così corresponsabili oppure semplicemente presi durante qualche rappresaglia o qualche rastrellamento, sono finiti nei lager e molti di loro ci hanno lasciato la vita. Sì, ed anche per questo è fondamentale il lavoro che voi portate avanti, che in tanti portano avanti un messaggio da continuare a dare e a ribadire, perché come abbiamo visto insomma è fondamentale dirlo e ridirlo tutti i giorni, non solo il 27 gennaio, lo abbiamo fatto in modo particolare oggi. Grazie a Patrizia Del Col, grazie all'ANED che ci ha ospitato qui questa sera. Grazie a voi, noi continuiamo sicuramente nel nostro lavoro con la nostra disponibilità per quello che riusciamo, che possiamo, però riteniamo che questo lavoro, soprattutto con le scuole, sia indispensabile, perché dall'esperienza dello sterminio, dei campi di concentramento, delle deportazioni, da quell'esperienza è nato il giuramento che i deportati hanno fatto, e in quel giuramento, in quelle esperienze terribili, affondano le radici dell'Europa e le radici della democrazia italiana. Cioè quella sofferenza non deve essere stata inutile, non dobbiamo celebrarla come un momento unico appunto di memoria fine a se stessa, ma dobbiamo proprio ricordarci che da quella terribile sofferenza nasce il nostro benessere di oggi, e per questo noi non possiamo tollerare che ci siano ad oggi dei fili spinati in Europa, come c'erano nei lager. Non possiamo tollerare che ci siano persone che muoiono di fame e di freddo, come è capitato nei lager. Grazie ancora Patrizia Del Col, finisce qui questa puntata di Screenshot, l'appuntamento è come sempre per domani sera, arrivederci.